Oggi ospite negli studi di Verona Network uno dei 5 candidati presidente, Marco Rizzo. Benvenuto. Grazie a voi dell'invito. Candidato per Democrazia Sovrana Popolare, ci spieghi, insomma, lei è un volto noto a livello nazionale, anche il suo partito, ma ci spieghi in breve cos'è Democrazia Sovrana Popolare? È il tentativo di dare una proposta politica a questo nostro paese che è in declino, e la scelta del Veneto sta dentro proprio questa ipotesi, perché il Veneto è una delle regioni più importanti, è quella probabilmente che attira di più la nostra attenzione dal punto di vista del paradigma del Veneto. Oggi l'Italia è l'ottava, nona potenza economica del mondo, eravamo la quarta, la quinta fino a 20-30 anni fa. Pare che nel 2035, cioè tra 10 anni, saremo al 23° posto, un declino rapido. Le prime 3 economie del mondo saranno in ordine India, Cina e Stati Uniti. Dei paesi europei solo la Germania sarà al 10° posto, e se noi crolliamo al 23° posto vuol dire che anche la locomotiva del Veneto non tira più. Perché questo accade? Accade questo per una globalizzazione gestita malissimo, un'Unione Europea che nei confronti dell'Italia, del Veneto, è stata assolutamente matrigna, ecco, se vogliamo usare questo termine. E poi c'è il tema di un mutamento della composizione sociale del nostro paese. Oggi, e questo è il nostro approfondimento, la nostra teoria, oggi il ceto medio produttivo, artigiani, commercianti, agricoltori, piccole e medie imprese, stanno precipitando verso il basso, e quindi c'è la necessità anche di una posizione politica nuova che sappia unire le forze del mondo produttivo, dai lavoratori alla piccola e media impresa, tutti assieme contro un meccanismo che è di controllo, di dominio delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, che invece di, renderci migliore la vita, migliore il lavoro, concentra le ricchezze nelle mani di pochissimi. Oggi sono i fondi di investimento che governano il mondo. Oggi sono le grandi multinazionali che magari arrivano nel nostro paese, prendono un marchio, delocalizzano e licenziano dopo aver preso il know-how e dopo aver preso l'immagine dell'Italia. Quali sono i grandi marchi italiani che sono rimasti? Non c'è più niente. E siamo destinati davvero a un lento declino. Allora serve una proposta politica nuova su 2 versanti. Il primo versante rispetto alla credibilità della politica. Oggi, se chiedi in giro, io faccio la campagna elettorale nei mercati, ieri ero a Schio, stamattina siamo qua a Verona, giro, cerco i luoghi dove la gente va, i supermercati, i mercati, e ti dicono tutti o che non sanno se si vota e quindi non hanno un interesse, oppure dicono sono tutti uguali. Ed è vero, nel senso che se noi pensiamo da una parte e dall'altra, destra e sinistra, che secondo me oggi non hanno più senso di esistere, ti dicono delle cose e poi ne fanno delle altre. Facciamo l'elenco. La Meloni ha vinto le elezioni parlando delle accise. Se guardiamo l'energia, il costo dell'energia in Italia, non è successo assolutamente nulla. Salvini ci ha parlato della legge Fornero, della quota 101. Il Movimento 5 Stelle ha impiantato un'idea di cambiamento dell'Italia con alcune tematiche forti, giuste. Quando sono arrivati al governo hanno espresso delle figure anche dal punto di vista quasi della fisionomica. Il male che ha fatto la politica uno come Di Maio, che è diventato ministro degli esteri, poi ha avuto un pagamento politico nell'incarico benissimo pagato di inviato nel Medio Oriente. C'è il massacro di Gaza, avete sentito una parola di Di Maio? Quindi noi, da questo punto di vista, questo è il punto più importante, dobbiamo ridare fiducia nella politica, e nel nostro programma il nostro slogan iniziale è questo: faremo quello che vi diciamo. Cioè noi diciamo delle cose, se i nostri candidati non mantengono quel vincolo di mandato, quel vincolo di programma, li cacciamo. Senta, sono delle elezioni particolari per il Veneto perché arrivano dopo 15 anni di Zaia, qualcuno l'ha definito il regno di Zaia. In questo momento storico cosa è mancato o cosa è andato bene in Veneto in questi 15 anni secondo lei? Il Veneto è una grande regione. Se voi guardate i dati, io sono uno che studia, scusate se lo faccio, il Veneto durante il boom economico nel nostro paese era la locomotiva, trainava. Oggi corre il rischio di essere risucchiato dal resto dell'Italia, quindi c'è la necessità di offrire una proposta politica al Veneto. Cosa ha fatto di buono Zaia? Ha fatto una grande comunicazione, Zaia è bravissimo,
può darsi, magari faccio un vaticinio sbagliato. Io non credo che vada a fare il consigliere regionale, Zaia. Provo a fare un vaticinio, provo con lei, le do una ipotesi di notizia di Marco Rizzo. Secondo me va all'ENI e quindi saluta il Veneto. Vedrete, magari mi sbaglio, poi mi rinvitate, vediamo se Rizzo aveva la palla di vetro. Comunque questo è il tema. La politica purtroppo è molto comunicazione. Charles de Gaulle diceva che bisogna prevedere per comandare. I politici italiani e veneti in questo caso, veneti poi in una maniera impressionante, io ho visto, mi hanno detto, ma l'ho constatato con la mia presenza, la sera prima delle presentazioni delle liste c'erano 15-16 candidati importanti che non avevano ancora scelto la lista, il partito cui andare, perché sono uomini che hanno molte preferenze e le portano come fosse un gregge, una mandria. È una cosa incredibile. Mi hanno raccontato, non so se è vero, c'era gente che aveva già fatto i manifesti senza il simbolo, perché non sapevano se nella nottata finivano da una parte, dall'altra, sotto o sopra. Io credo che questa sia una cattiva politica. La gente non crede più. Noi non facciamo quella cattiva politica e io arrivo dalla sinistra, non è che devo nasconderlo, sono stato comunista. Nel quartiere dove sono nato io, a Borgo Vittorio a Torino, il Partito Comunista aveva una sede, un grande palazzo della Federazione in via Chiesa della Salute. Oggi c'è l'Unicredit, c'è una banca, c'è l'eterogenesi dei fini. La sinistra mia è quella, mio padre era un operaio di Mirafiori, la sinistra mia è quella di Berlinguer ai cancelli della Fiat. Oggi la sinistra è Eli Schlein sul carro del Gay Pride. Non è che io ho avversione, ma ho estraneità. Non mi sento più, quella sinistra lì non esiste. E la destra e la sinistra sui grandi temi alla fine litigano molto, ma senza idee. La destra e la sinistra non hanno più motivo di esistere. La battaglia oggi è tra il basso verso l'alto, il sotto contro il sopra, forse una definizione teorica, ma non vorrei annoiarvi, e il popolo contro le elite. Il grande tema di Zaia, a proposito di grandi temi, è stato l'autonomia differenziata che si è un po' scontrata intanto con le istituzioni romane, diciamo, con la consulta. Cosa ne pensa di questo percorso intrapreso e forse già morto sul nascere? Vogliamo dirla tutta, la Lega ha preso in giro i cittadini veneti, ma non è solo la Lega, intendiamoci. Il referendum del 2017 con il 58% della partecipazione, il 98% di affermazione per l'autonomia, e se poi non la fai prendi in giro la gente. Ma ti ripeto, non è solo la Lega. Vorrei ricordare a tutti i nostri telespettatori il referendum sulle acque, sulla privatizzazione dell'acqua, fatto dalla sinistra e assolutamente disatteso dai comuni di sinistra. Cioè abbiamo fatto il referendum, è andata ancora più gente a votare che non l'autonomia in tutto il territorio nazionale e poi se ne sono fregati, come se avessero fatto il referendum al contrario. Hanno fatto il contrario. Nel nostro programma noi facciamo una considerazione principale. Tu non puoi avere l'autonomia, la titolarità del Veneto senza avere una sovranità del paese. Oggi il nostro paese è privo di sovranità. Ne aveva un pochettina con Craxi, con Moro. Moro l'hanno ucciso, Craxi l'hanno cacciato, Mattei l'hanno ucciso. Però in quel periodo un po' di sovranità c'era. Oggi non c'è più. Ogni cosa che viene fatta dai governi di qualunque colore passa attraverso. Chissà cosa diranno a Bruxelles, chissà cosa diranno a Strasburgo, chissà cosa diranno a Francoforte, chissà cosa diranno a Washington. In queste città, non le ho dette a caso, sono le città in cui c'è il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, l'Unione Europea, la NATO. È lì che decidono per noi. Allora se io non ho il portone di entrata della casa principale, Italia, come posso arrivare nel mio alloggio, il Veneto? E quindi noi facciamo una proposta, sovranità più forte per l'Italia e statuto speciale per il Veneto. Perché dobbiamo andare a fare un grande casino? C'è lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, c'è lo statuto speciale del Trentino Alto Adige, si chiama Triveneto, perché non possiamo avere anche in Veneto lo statuto speciale? Senta, il bilancio della regione alla fine per il 70-80% poi va in sanità. L'80% di media in tutte le regioni italiane è salute. Quindi poi di fatto è quello su cui si può incidere di più. Cosa fare per la sanità? I cittadini veneto riconoscono l'eccellenza, ma poi si scontrano con le liste d'attesa, si scontrano con il medico di famiglia che manca. Cosa si può fare? Beh, intanto una rivoluzione copernicana rispetto al tema della salute. Oggi la salute è diventata una sorta di soggetto slegato dall'uomo, dall'umano.
Anche le parole descrivono una sanità lontana dagli uomini. Non c'è la cura, c'è la prestazione sanitaria. Ma se io faccio una prestazione non è che vendo un bullone, un'automobile, una valigia, c'è un uomo dietro. Quindi bisogna cambiare anche l'impostazione, direi quasi culturale, ritornare alle unità sanitarie locali, togliere quest'idea dell'aziendalizzazione, perché se io metto il profitto nella sanità e sono un imprenditore, cerco di andare in quei settori dove guadagno di più e non nei settori che servono alla collettività. Vale per la sanità, ma vale anche per i settori principali dello Stato, dalla formazione alle industrie fondamentali, penso alle comunicazioni del nostro paese. Detto questo, il tema sono le risorse. I medici devono essere pagati di più, i medici, il personale paramedico, le OS, sono pagati meno che in tutta Europa e quindi bisogna trovare i soldi per pagarli. L'organizzazione, i medici di base sono pochi, ma i medici di base, io mi ricordo quando ero figlio di un operaio, se chiamavi il medico arrivava il dottor Cortevesio, mi ricordo ancora il cognome, che veniva a vedere se avevi la febbre. Oggi se hai la febbre a 40 non vengono a casa, devi fissare un appuntamento, è una cosa folle. Detto questo, il problema delle risorse non è che si risolve a livello regionale, non è che noi possiamo dire la coperta è quella lì, quindi puoi ottimizzare. Si parla di un addizionale IRPEF? Assolutamente no, io vi dico dove si possono prendere i soldi. I soldi si prendono in 3 posti, le banche. Dal 21 al 25 in Italia le banche hanno avuto profitti per 167 miliardi di euro. 167 miliardi di euro sono 10 volte la manovra finanziaria del governo di quest'anno. Cosa fa il governo di centrodestra a livello nazionale? Chiede alle banche non un contributo, ma chiede un anticipo di tasse che pagheranno di 3 miliardi. Una vergogna. La sinistra, sapete cosa fa? Polemizza con il centrodestra e dice: guardate che quei 3 miliardi di cui voi chiedete l'anticipo finiranno sulla testa dei contribuenti, dei correntisti, e quindi non togliamo neanche quello. Come dire, la destra fa schifo, la sinistra fa ancora più schifo. L'energia. Eni ed Enel hanno avuto 20 miliardi di profitto in più negli ultimi 2 anni. Gli amministratori delegati sono nominati dal governo, Eni ed Enel sono il 30% dello Stato. E allora basterebbe chiedere un contributo. Fanno 20 miliardi di euro in più. Vogliamo andare a vedere le regolate? Terna, Snam, Italgas hanno fatto solo l'anno scorso il 50% in più. L'energia frutta hanno fatto solo l'anno scorso il 50% in più. Possiamo chiedere €1? E poi la geopolitica. Noi prendevamo gas russo a basso costo. Adesso compriamo gas russo dall'Algeria, dalla Tunisia, con la triangolazione. Compriamo gas americano, pericoloso per l'ambiente, pericoloso in generale, che quando parte costa 1, quando arriva costa 4. È chiaro che la geopolitica ci penalizza, le scelte di geopolitica. E poi la guerra. Noi abbiamo dato 2 miliardi e mezzo all'Ucraina. Li abbiamo dati all'Ucraina o li abbiamo dati agli oligarchi ucraini? Avete visto le foto con i cessi d'oro, no? Quando voi siete in lista d'attesa vi trovate davanti la spesa per un carro armato o forse per un cesso d'oro della corruzione che c'è in Ucraina. Insomma, i soldi si possono prendere da lì e non dalle tasche dei cittadini, ad esempio con l'IRPEF. Io sono contrario a un'IRPEF nuova. Si tratta di prendere i soldi dove ci sono. Ripeto, banche, energia e settore delle armi, che dovrebbe essere smantellato dal punto di vista esterno. La difesa nazionale, io sarei il primo, anche se i politici oggi si mettono tutti l'elmetto, tanto loro non vanno in guerra. Per guardare al futuro in una civiltà come la nostra, che ha un'età media sempre più alta, bisogna parlare di giovani che però oggi si scontrano con un mondo del lavoro che li respinge, fanno fatica a entrarci, non trovano casa. Che politiche si può fare a livello regionale? La regione ha delle competenze limitate, ma ad esempio il tema della formazione, la formazione è uno dei temi che la regione può dare. Bisogna anche qua ribaltare il tavolo. Oggi la formazione viene fatta sulla base di interessi individuali di mercato. Vogliamo costruire questo prodotto, facciamo un ciclo di studi impiantato su questo prodotto, 1 anno e mezzo per prepararlo, 5 anni di corso. Quando il ragazzo esce,
Sono passati 6 anni, 7 anni. Quel prodotto lì non esiste più e quindi noi finalizziamo sui distretti industriali, sulle tematiche dell'innovazione, un investimento sbagliato. Noi dobbiamo insegnare a leggere un libro, dobbiamo insegnare bene a leggere il bugiardino, lo vogliamo chiamare così, di un prodotto. Cioè noi dobbiamo istruire i nostri giovani a comprendere. Se voi leggete le sentenze non sanno neanche più scrivere, anche i magistrati, cioè non c'è un analfabetismo di ritorno. Allora dobbiamo alzare l'età media scolastica. Pare che ogni anno che si alza sia 2-3 punti di PIL in più, perché se tu hai una scolarizzazione più alta, i cinesi e gli indiani hanno un numero di laureati rispetto all'Europa e all'America assolutamente straordinario. Infatti, tra 10 anni, gli indiani prima e i cinesi dopo saranno le 2 economie maggiori al mondo. Noi dobbiamo far studiare la gente, ma non studiare sulla base di un distretto industriale, di un prodotto. Dobbiamo farli studiare per dare loro strumenti, aggiungo io anche sommessamente un po' di criticità rispetto alla società. Vorrei avere dei giovani che pensano, non che sono rincoglioniti dalle tastiere di uno smartphone. In Veneto, a Venezia, ma ovviamente anche a Verona, si parla molto dell'overturismo, quindi centri storici che anche qui diventano, appunto c'è il famoso gruppo che dice Venezia non è Disneyland. Questo rischio dell'overturismo, come si può gestire? Ovviamente il turismo è una risorsa che però... Il turismo è una risorsa, assolutamente, però anche qua bisogna gestirla con grano salis. Purtroppo la tendenza generale, le grandi capitali diventano tutte uguali, chiudono il Florian, chiude il Caffè Greco a Roma, se ti bendano e ti mettono nel centro di Rue Montagne o di via Monte Napoleone o a Venezia o a Parigi o a Madrid, ti trovi le stesse catene e le stesse marche. L'Italia è il paese culturalmente più straordinario, abbiamo il 70% di tutta la cultura del mondo, abbiamo la cucina più buona del mondo, però bisogna sapere che oltre una certa percentuale del PIL sul turismo a un certo punto diventa un boomerang. La Spagna, quando ha cominciato ad arrivare al 14, 15, 16% del PIL, aveva i grattacieli a Marbella deserti, perché un overturismo provoca poi un effetto contrario. Quindi preservare la nostra peculiarità culturale, preservarla in tutti i sensi, quindi anche evitare una massificazione di arrivi, mordi e fuggi, e poi avere una previsione, perché se tu non hai previsione, una programmazione del turismo. Poi c'è il discorso sulle multinazionali. Un albergatore in Veneto deve passare attraverso Booking.com, se no non viene classificato, non viene conosciuto. Uno che deve affittare una casa deve passare attraverso Airbnb. Uno che vuole motorizzare deve passare attraverso Uber, ma Uber non hanno automobili, Booking.com non hanno alberghi, Airbnb non hanno alloggi, eppure si prendono il 15-20%. Perché? Devono pagare le tasse qua queste multinazionali, non le pagano nel nostro paese, non le pagano in Veneto. Ma il Veneto non potrebbe fare una piattaforma per gli alberghi, per la locazione degli affitti, una piattaforma pubblica che costa l'1-2% ai clienti degli alberghi, agli albergatori, a chi affitta, a chi è proprietario di una prima casa. Perché bisogna passare attraverso queste multinazionali che non pagano le tasse in Italia e ci impongono un balzello del 20%? Non siamo capaci di fare una piattaforma come Regione Veneto? Nel nostro programma c'è anche questo. Siamo in chiusura, una battuta finale. L'intelligenza artificiale è ormai pervasiva in tanti settori. Lei si è anche un po' divertito, se non sbaglio, sui suoi canali social con qualche video. No, in realtà devo confessare, questo ragazzo che mi fa su Instagram il social manager, perché io non sarei capace. Lui mi ha definito Doge Gianduiotto. Abbiamo fatto una roba dove entro a Venezia, dove bombardo la von der Leyen con medicinali, armi, tutte le cose che l'Europa ha fatto nei nostri confronti. Al di là del video, secondo lei è da gestire questa grande novità? Negli anni della rivoluzione industriale inglese c'era un operaio che si chiamava Thomas Ludd che rompeva i telai e con altra gente. Questo movimento si è chiamato luddismo. Io sono contrario al fatto di rompere i telai, di rompere l'innovazione. Il problema è se l'innovazione, l'intelligenza artificiale ci riducono i tempi di lavoro, ci riducono
concretizzano più offerte di lavoro per tutti, un migliorare della vita collettiva, oppure fanno sì che ci siano dei paperoni che sono i padroni del mondo, che sono più potenti degli stati. Allora è l'uso dell'intelligenza artificiale che se ne fa, su cui bisogna discutere. Non vedete i politici italiani, quando arrivano questi grandi magnati, c'è anche una fisionomica, sono lì mezzi curvi, arriva Musk, ancora un po' gli stendono. Ecco, Marco Rizzo, per quello che conta, se rappresentasse lo Stato o la Regione starebbe con la schiena diritta per difendere il Veneto e l'Italia. Allora ringrazio Marco Rizzo per essere stato da noi negli studi di Verona Network. Grazie a voi. Si chiude questa puntata dello speciale regionale 2025, vi invito a continuare a seguirci su Radio Adige TV, tutti i canali Verona Network e sul nostro quotidiano digitale Daily Verona.